Ciao a tutti, tifosi del Napoli. Il mercato dei trasferimenti è in fermento e il Napoli è al centro dell'attenzione. Ma prima di tuffarci nelle ultime notizie, non dimenticate di lasciare il vostro like e di iscrivervi al canale per non perdere nessun aggiornamento sul nostro amato club. Recentemente il giornalista Alfredo Pedulla ha riportato nuove informazioni sui movimenti del Napoli. L'attenzione è rivolta alla situazione di Romelu Lukaku e Victor Osimhen, con il futuro di entrambi che rappresenta un punto cruciale per il club. Pedulla rivela che il Napoli ha bisogno di un'offerta sostanziosa per procedere all'ingaggio di David Neres dal Benfica. L'obiettivo è quello di assicurarsi un rinforzo importante, ma prima il club deve concentrarsi sulla risoluzione delle partenze di Gianluca Gaetano e Jens Cajuste. Il Napoli sta lavorando per liberare spazio nella rosa e generare le entrate necessarie per i futuri acquisti. Le partenze di Gaetano e Cajuste sono fondamentali per consentire al club di investire in nuovi acquisti, come Billy Gilmour e Lorenzo Brescianini, giocatori che hanno attirato l'attenzione della squadra. Questa strategia è fondamentale per consentire al Napoli di rafforzare efficacemente la propria rosa, senza mettere a rischio la stabilità finanziaria del club. Inoltre, la trattativa con David Neres richiede ancora un'offerta considerevole. Il Napoli è attento a tutti i dettagli e vuole assicurarsi che tutte le mosse siano allineate per rafforzare la squadra e cercare buoni risultati nella prossima stagione. Cosa pensa delle strategie del Napoli sul mercato? Pensate che il club stia prendendo le decisioni giuste per rafforzarsi adeguatamente? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Non dimenticate di lasciare un like se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutte le novità del Napoli. Forza Napoli e alla prossima!